Professor Enzo Di Natali, parliamo di questa presentazione del libro Tindaro la gru, a cui lei ne ha curato i dettagli e i particolari, che sarà presentato il prossimo 12 aprile alla Biblioteca Lucchesiana. È un libro che va letto, e va letto perché l'autore è anzitutto un intellettuale che ci presenta uno spaccato della nostra società. E questa è la funzione della letteratura. Attraverso la figura di Pindaro la gru, dunque noi possiamo rivedere chi siamo, quali sono le nostre problematiche, quali sono le nostre aspettative, e dunque un libro che aiuta alla riflessione e a capire come uscire da determinati problemi. Siamo con Diego Guadagnino, autore di un libro scritto da suo pugno, Tindaro la grua. Ecco, chi è Tindaro la grua e cosa parla? Perché leggere questo libro? Sì, Tindaro la grua innanzitutto va detto che è un romanzo e quindi anche il nome è di pura invenzione. Si tratta di un grosso penalista e il romanzo rappresenta il passaggio tra un cambiamento che c'è stato all'interno della stessa avvocatura, tra il vecchio penalista che era in realtà anche un umanista, che riusciva a fondere bene la cultura giuridica e la cultura umanistica, e poi la dimensione di oggi del penalista che è molto più tecnica, non è più quella di un tempo, ma il romanzo è un romanzo leggibile a diversi livelli, non è soltanto questo, l'avvocatura è la location, l'ambientazione, per il resto il romanzo affronta tante cose perché è un giovane avvocato che indaga su Tindaro la grua, questo vecchio grande penalista, dopo la sua morte, e quindi vengono fuori aspetti assolutamente insospettabili e da questo quindi si entra in un altro livello di lettura, che è quello dell'ambiguità umana, dell'ambiguità della persona umana, tant'è vero che all'interno del romanzo, non è un romanzo nel romanzo, però c'è una presenza cospicua della figura di Cagliostro. La figura di Cagliostro che storicamente a tutt'oggi è una figura ambigua. Ancora gli storici non si sono messi d'accordo se si tratta di un maestro illuminato oppure di un volgare truffatore. Ecco allora che anche il romanzo diventa una metafora. La stessa vita di Tindaro la grua, per il suo duplice aspetto tra le componenti segrete della sua vita e quello che era invece ciò che rappresentava, diventa una metafora dell'uomo di oggi, dell'uomo di sempre, insomma, si può dire, perché l'uomo, come dice Pasquale, è angelo e bestia nello stesso tempo, e quindi si tratta di far prevalere o l'uno o l'una o l'altra componente. Ecco, ricordiamo che questo libro sarà presentato il prossimo 12 aprile presso la Biblioteca Lucchesiana. Sì, il 12 aprile alle ore 17. Presso la biblioteca. Magari un invito a chi vuole venire a vederlo. Senz'altro, è aperto a tutti, insomma, perché quando si scrive, l'ambizione di un autore è avere più lettori possibili, più interlocutori possibili, quindi è ovvio che è aperto a tutti e tutti sono invitati, insomma.